Sindaco, colgo l'occasione per che lei risponda alla città su queste critiche degli alberi dei tagli alla Villa del Sole. Ecco, perché è stato necessario tagliare questi alberi? Ci sono state tantissime lamentele anche di cittadini, diciamo, normali, oltre che di associazioni del settore. Sarò telegrafico, forse il mio errore è quello di non aver comunicato in maniera antecedente il progetto che è andato in Consiglio Comunale, è stato approvato come variante Consiglio Comunale, non è assolutamente una devastazione, sarà ripristinato il verde, ma sarà ripristinato in maniera eccellente. La villa era chiusa da più di 20 anni, era impraticabile, ogni angolo era improponibile alla fruizione perché le radici di questi grandi alberi avevano completamente distrutto il sottosuolo ed erano emerse in ogni angolo stesso della villa. Non è, ripeto, una distruzione, grazie anche a un finanziamento che vedrà un asilo che verrà costruito secondo tutte le regole della sostenibilità, verrà un orto didattico, ci sarà una crometa, ci saranno poi piantumate, ma questo dico a brevissimo tempo, tra gennaio e febbraio, tutte le essenze arboree mediterranee che andranno a creare un grande polmone di verde per la nostra città. Sindaco, un'ultima domanda, la palestra polifunzionale del campo sportivo è già pronta? Molte associazioni mi chiedono ma quando il sindaco la inaugurerà e quando la affiderà? Una palestra importante, diciamo, pensa che in tempi brevi sarà assegnata a qualcuno, sarà aperta? A gennaio.